contro l'inceneritore assieme al comune di Mogliano sono gli organizzatori. Io mi riservo dopo di dare altre notizie quando ci saranno altre persone tecniche, diciamo. Per adesso è bene che cominciamo, quindi la parola all'assessore comunale all'ambiente del comune di Mogliano, Davide Bortolato. Sì, grazie, buongiorno a tutti, porto i saluti del sindaco e di tutta l'amministrazione. Ho sentito proprio un attimo fa anche il presidente Muraro, purtroppo è un periodo questo brutto perché stanno preparando le liste elettorali, ha detto che comunque più tardi probabilmente passerà. Il convegno di oggi è frutto della sinergia che da diverso tempo è nata tra l'amministrazione comunale con la commissione speciale no inceneritore presieduta da Torino Celebrin, che è qui, e i comitati, in particolare il comitato no inceneritori di Mogliano, presieduto da Giorgio Massimi, presente qui in sala, tra l'altro uno dei promotori in primis di questo convegno di oggi. Questa sinergia ha portato a numerose battaglie e anche a qualche vittoria. Dura già, dicevo, da qualche anno, ha portato a diverse assemblee pubbliche, non solo a Mogliano, ma ha coinvolto una decina di comuni limitrofi, e saluto anche i vari assessori presenti qui oggi dei comuni limitrofi. Ha portato a raccolte firme, ma soprattutto ha portato all'emendamento alla finanziaria regionale dello scorso anno, che ha di fatto bloccato i due impianti di Silea e Mogliano, ma tutti gli impianti della regione Veneto. Emendamento che blocca questo tipo di impianti fino all'approvazione del piano regionale dei rifiuti speciali. Sappiamo che il piano è in fase di stesura da parte dell'assessorato regionale all'ambiente. Nel piano, il piano dirà se saranno previsti o meno gli inceneritori di Mogliano e di Silea e eventualmente altri inceneritori nel Veneto. Noi sosteniamo che non servono né a Mogliano né a Silea né nel resto del Veneto, non servono inceneritori per rifiuti speciali per vari motivi, lo dicono in primis i dati, vedremo poi nelle varie relazioni anche questi dati. Già oggi infatti nel Veneto trattiamo più rifiuti speciali industriali rispetto a quelli che produciamo, cioè già oggi ne importiamo e ne trattiamo di più, sicché la presenza di questi inceneritori andrebbe a servire un bacino ben più ampio della regione Veneto. Lo dicono inoltre le numerose aziende appunto presenti nel Veneto che oggi lavorano questo tipo di rifiuti. Appunto una filiera che si è creata, e proprio a tal riguardo poi sentiremo anche l'intervento del dottor Cavallo che ci parlerà di questo. Serve invece a nostro avviso un nuovo strumento, che è lo strumento della VIS, uno strumento che a nostro avviso deve andare ad aggiungersi allo strumento della VIA, della valutazione di impatto ambientale, quindi andrà affiancata a questa valutazione di impatto ambientale secondo noi anche la valutazione di impatto sanitario. Infatti nel processo decisionale sulla necessità o meno di questo tipo di impianti, le valutazioni sanitarie purtroppo se ne fanno ben poche. Ringrazio i relatori presenti che sicuramente daranno degli spunti utili per la stesura del piano. Purtroppo qui oggi non abbiamo l'assessore regionale Conte che purtroppo aveva altri impegni. Sicuramente siamo rimasti d'accordo che invieremo gli atti del convegno e saranno un utile spunto per la stesura appunto del piano. Concludo con un auspicio che il piano sia fatto appunto nel migliore dei modi, che non preveda la costruzione di nuovi inceneritori né a Mogliano né a Silea né in tutto il resto del Veneto. Grazie. Avete trovato sul vostro posto una copia di questo materiale che è uscito dalla tipografia questa mattina, che è una selezione parziale di due convegni che si sono tenuti nel 2010, l'uno a Mestre in aprile e l'altro a Treviso in provincia, Sant'Artemio a novembre. Il tema è sempre il tema del piano dei rifiuti speciali, e questo deriva dal fatto che
I comitati non sono i comitati del no, ma sono i comitati per il riciclo totale contro gli inceneritori. Il no agli inceneritori è una conseguenza non solo di dati sanitari, di cui oggi si parlerà, della salute, ma anche di dati economici. Qui trovate i materiali le schede che la Regione Veneto ha illustrato a Treviso e che fanno da background, da riferimento ai ragionamenti sul Veneto, quindi quando si parla di nuovo piano si parte da questi dati, non si parte dalle fantasie di un'industria, e trovate le proposte metodologiche che verranno riprese dall'intervento dell'ingegner Rigosi. Oggi ci sono relatori nuovi che porteranno nuovi contributi e il primo è il professor Gianni Camino, biologo, Università di Padova, che parla anche della valutazione dell'impatto degli inceneritori, la VIA e la VIS, nella gestione dei rifiuti. Quello che volevo spiegare con questa immagine è che noi abbiamo, a partire a livello internazionale dalla fine degli anni 70 e poi negli anni 80 in Europa, e con la direttiva che dopo un lungo iter nell'85 viene approvata, l'introduzione delle valutazioni di impatto ambientale. La prima direttiva dava tempo, alcuni anni, per essere recepita dai vari stati, l'Italia la recepisce parzialmente nell'89, poi c'è una nuova direttiva che aggiorna nel 96, nel 97, alla luce di una serie di obiezioni sui limiti della direttiva sulla valutazione di impatto ambientale, hanno introdotto una seconda concezione più ampia delle valutazioni di impatto, e non più soltanto su singoli progetti, su singoli impianti, ma su piani e programmi attraverso la valutazione ambientale strategica. Nel frattempo la introduzione di aree protette di interesse europeo come i SIC, in particolare i siti di importanza comunitaria, che poi devono diventare zone di particolare protezione, si introduce un'altra valutazione, la valutazione di incidenza ambientale, laddove qualunque tipo di nuova opera possa incidere sulle motivazioni per cui il sito di importanza comunitaria è stato realizzato. Questo insieme di diverse direttive dà la base di quello che a livello europeo e quindi anche nazionale è la concezione delle valutazioni di impatto ambientale. All'interno della valutazione di impatto ambientale c'è anche una specifica considerazione sulla salute e anche sull'economia, cioè nelle valutazioni complessive che si devono fare non ci si limita alle questioni ambientali, ma l'impatto è ambientale in un contesto sanitario, sociale, economico più vasto. Quindi c'era già qualche elemento di carattere, diciamo, di impatto sanitario, però rimane il fatto che nella pratica gli aspetti sanitari in senso stretto non sono mai stati analizzati dettagliatamente. Perché? Perché bisogna dire che anche le varie valutazioni di impatto ambientale sono sempre state fatte in maniera discutibile, perché sono state fatte più con la logica introdotta nel primo recepimento italiano di compatibilità ambientale che di vera valutazione di impatto ambientale. La differenza è notevole, perché compatibilità significa semplicemente verificare se non ho un determinato danno complessivo in un contesto esistente, senza però quelle particolari valutazioni che dovrebbero richiedere uno studio della situazione ante operam e post operam, e una volta valutato questo, se l'opera è necessaria, opzione 0, se ci sono altre ipotesi, quali sono poi gli impatti nella fase di eliminazione dell'opera quando l'opera eventualmente non serve più. Tutte queste cose sono state molto poco analizzate nei vari studi di impatto ambientale e anche nelle varie valutazioni di impatto ambientale. Questo ha limitato
a mio avviso quello che era uno strumento importante che oggi spesso viene visto semplicemente come un ritardo nella realizzazione dell'opera per motivi burocratici, anziché un vero studio e una vera valutazione. Questo è uno dei limiti, a mio avviso, gravi. Sicuramente uno di questi limiti però è proprio la mancanza di uno studio di carattere sanitario. Allora, come dicevo, la VIA dovrebbe rappresentare una procedura tecnico-amministrativa che serve per formulare il giudizio di ammissibilità sugli effetti che una determinata azione avrà sull'ambiente globale, inteso come l'insieme delle attività umane e delle risorse naturali, ma tenendo conto di quali sono le condizioni prima, di quali sono gli impatti possibili, quali possono essere le attenuazioni dell'impatto, ma anche qual è la situazione senza realizzare l'opera e se io posso raggiungere le stesse finalità con modalità diverse. Ovviamente questa valutazione di impatto ambientale, così come si è realizzata, è stata utile più che a mio avviso per uno studio serio, e cerchiamo anche di capire. Quando io realizzo, se voglio realizzare un'opera, la caratteristica è che si deve prima di tutto proporre uno studio sull'impatto ambientale dell'opera che si vuole realizzare, ed è legittimo che chi propone l'opera faccia fare uno studio che dica che non c'è impatto, che l'impatto è minimo, questo è ragionevole. Il problema è di avere una seria struttura in grado di controbattere alle argomentazioni dello studio, non limitarsi di leggere lo studio, guardarlo e magari fidarsi senza neanche andare a vedere se i dati riportati sono veri. Purtroppo in passato abbiamo fatto anche denunce sul fatto che interi dati falsi non erano stati verificati. Questo è un problema anche di strutture, perché per fare bene questo lavoro occorrono anche delle strutture adeguate e non sempre chi doveva operare è stato messo nelle condizioni migliori. La normativa nazionale, come dicevo, è stata di recepimento a partire dalla legge istitutiva del Ministero dell'Ambiente, che riconosce all'interno della legge istitutiva che il Ministero dell'Ambiente è competente per anche recepire la direttiva sulla valutazione di impatto ambientale, poi i vari DPM dell'88 e le decisioni successive si recepiscono tutto, meno fino a un certo punto che cosa? Non si recepisce l'allegato 2, siamo richiamati più volte, nel frattempo però poi c'è una nuova direttiva, si integra e ci mettiamo a posto realmente solo alla fine degli anni 90. Tutto questo per dire che la normativa sulle valutazioni di impatto ambientale, che è uno strumento fondamentale, ha avuto un iter, a mio avviso, altalenante e non sempre soddisfacente. Però è importante se non altro per altri aspetti, e cioè perché nella valutazione di impatto ambientale, oltre a dover comunque fare uno sforzo chi presenta il progetto di verificare impatti diretti, indiretti, cumulativi, eccetera, per esempio nella costruzione di un inceneritore l'impatto diretto sarà sottrazione di suolo, impatto indiretto effetti del traffico, ma poi ovviamente tutto quello che riguarda la fase successiva, questo solo nella fase di costruzione, poi nella fase di operazione bisogna andare a vedere quali emissioni ha, ma fondamentale nella logica di una valutazione, se l'opera è necessaria, vedere se ci sono altre modalità per ottenere lo stesso risultato senza inceneritori. Questo aspetto viene quasi sempre ignorato e non viene mai sollevata la questione a livello di commissioni competenti. Questo lascia molto perplessi. Rimane comunque, a mio avviso, come aspetto più rilevante della valutazione di impatto ambientale il fatto che si realizza un coinvolgimento sia degli enti pubblici, e questo in qualche modo ci sarebbe stato comunque, ma anche dei cittadini. Ecco, la partecipazione dei cittadini è a mio avviso una delle cose più importanti. Non credo che riusciate a vedere niente, ma insomma
Comunque la procedura richiede da parte del proponente di presentare il progetto, insieme al progetto deve presentare il SIA, cioè lo studio di impatto ambientale, tutto va alle autorità competenti, contemporaneamente devono arrivare le osservazioni a seconda del tipo di procedura, se è nazionale, se è regionale, provinciale, degli enti locali che devono esprimersi. Deve esprimersi nella procedura di tipo nazionale anche il Ministero dei Beni Culturali e Ambientali, della cultura adesso, perché c'è tutta la parte anche paesaggistica e quant'altro, ma la cosa importante è che una volta che questa procedura inizia ne viene data comunicazione, i cittadini, se leggono i giornali, se vedono le notizie, se sanno che c'è nell'aria questa ipotesi e sono attenti, riescono a procurarsi il materiale e incominciano a sollevare delle vere e proprie dubbi attraverso osservazioni che possono essere osservazioni singole, osservazioni collettive, facendosi o meno aiutare da tecnici e così via. Questo favorisce un dibattito che potrebbe portare da parte degli enti locali a vere e proprie assemblee e quindi a determinare un coinvolgimento del pubblico significativo sia dal punto di vista democratico, significativo sia dal punto di vista che si può determinare una situazione innovativa. Non sempre però le assemblee vengono fatte, ecco, altro punto che lascia comunque delle perplessità. Dicevo che si è passati dalla valutazione di impatto ambientale alla valutazione ambientale strategica perché si era visto dei limiti della valutazione di impatto ambientale, cioè tutta la prima fase di valutazione di impatto ambientale era stata caratterizzata da un aspetto. Praticamente le opere che si proponevano erano già all'interno di pianificazioni o nazionali o regionali per cui veniva reso praticamente impossibile l'opzione zero, perché già c'era una pianificazione che prevedeva l'opera e quindi non si poteva neanche discutere se l'opera andava fatta o meno. Questo vanificava gran parte del significato stesso della valutazione di impatto. Bisognava andare a monte nelle valutazioni e questo richiedeva una nuova forma di valutazione di impatto che è stata introdotta con la valutazione ambientale strategica. E questa, anche se è una procedura interna alle strutture pubbliche e che spesso quindi hanno contestualmente l'azione di programmazione e di valutazione del proprio programma e quindi viene un po' meno la terzietà, ma la terzietà è garantita dalle osservazioni del pubblico e attraverso un dibattito se questo si realizza. Molto importante, anche se spesso trascurato, è stato fino adesso la valutazione di incidenza. Perché? Perché questa non prevede, a differenza di delle altre due valutazioni, una valutazione che comunque alla fine è soggettiva di un gruppo di persone esperte che devono esprimersi, ma dice molto chiaramente che bisogna escludere che vi sia un'incidenza negativa dell'opera sul sito di importanza comunitaria e bisogna giustificarlo. Se c'è una incidenza bisogna avere una procedura che coinvolge il Ministero dell'Ambiente e l'Unione Europea. Questo rende più complicato e si può anche denunciare chi definisce privo di incidenza qualcosa che per esempio ha degli impatti abbastanza facili da verificare su quelle che sono le motivazioni per cui è stato istituito il sito. Per chiarirci, di solito il sito è istituito o perché vi sono delle specie a rischio o perché vi sono degli habitat particolari. Se conosco le caratteristiche delle specie e degli habitat io posso abbastanza facilmente capire se avrà incidenza o meno. Ecco, tutto questo permette l'insieme, quindi valutazione ambientale strategica su piani e programmi, e qui per esempio stiamo discutendo di una programmazione del piano regionale, poi la valutazione di impatto sul singolo opera e se vi sono siti di importanza comunitaria. Nel caso di specie sì, vi sono anche siti di importanza comunitaria, perché il SILE è un sito di importanza comunitaria, ecco che allora si applicano tutte e tre le tipologie di valutazione. Dicevo, è molto importante perché tutte e tre prevedono la partecipazione dei cittadini. Quello che è limitato
è l'obbligo di tener conto della salute dei cittadini. C'è nell'elenco, nella griglia complessiva, c'è anche questo, ma in realtà spesso viene trascurato rispetto a quella che è la logica vera della valutazione di impatto sanitario, che in effetti è stata introdotta in alcuni paesi, in alcune procedure. Molto interessante quella usata in Inghilterra, è stata introdotta in Italia, per esempio in Toscana, proprio per inceneritori, ma senza una vera normativa chiara. Già nel Trattato di Amsterdam, devo dire che nel 99 veniva detto che era opportuno prevedere gli effetti sulla salute delle attività attraverso una valutazione di impatto sanitario, però è rimasto come affermazione di principio, non c'è stata una successiva attuazione di questo principio in forma di direttiva. La definizione di valutazione di impatto sanitario, dipende da quale prendiamo, se prendiamo quella canadese, quella inglese, quella che hanno introdotto in Italia, in Toscana, però per esempio quella si può dire che la valutazione degli effetti di una particolare azione, quindi un'opera, sulla salute di una popolazione. L'istituto canadese che ha proposto, che è competente per la VIS, per la valutazione di impatto sanitario, la definisce come qualsiasi combinazione di procedure o metodi attraverso cui una politica o un programma proposto può essere giudicato in merito agli effetti che produce sulla salute della popolazione. Ecco, questo tipo di procedura è collegato a quello della VIA, non può essere separato o sostituirsi alla VIA, ma deve in modo specifico entrare nel merito di qual è la condizione della salute della popolazione prima dell'opera e verificare quali effetti l'opera può determinare sulla salute dei cittadini che vivono in quella zona. Quindi è uno strumento in grado di far prendere decisioni politiche, come tutte le valutazioni di impatto, tenendo conto appunto della salute e di tutto quello che ne consegue. Di fatto è uno strumento ulteriore perché i decisori possano valutare adeguatamente la situazione. Si applica sia a progetti e programmi, quindi sia può essere associato a una VIA sia a una VAS, e deve tener conto ovviamente anche in questo caso sempre di un bilanciamento tra aspetti positivi e aspetti negativi, e si può dire che l'ottimizzazione dei benefici di un progetto sulla salute pubblica ha conseguenze positive anche di natura economica. Cosa significa questo? Che non posso mettere sulla bilancia da una parte i vantaggi economici e controbilanciare con eventuali danni sanitari che sarebbero però compensati dai vantaggi economici, perché i danni alla salute hanno dei contropesi economici rilevantissimi e non posso evitare di tenerne conto, mentre invece spesso nella VIA si fa una valutazione rischi-benefici in cui i benefici economici vengono a compensare i danni all'ambiente. Per la salute il discorso non è accettabile ed è anzi anti-economico. I principi chiave della VIS, visto che comunque devo trattare anche altre cose, ve li leggo schematicamente, sono: perseguire un modello sociale di salute e benessere. Quindi per fare la VIS bisogna già avere una idea di quale sia il modello al quale si tende di benessere dei cittadini, perché la salute va intesa come benessere. Conferisce una chiara priorità all'equità e alla giustizia sociale, deve proporre un approccio pluridisciplinare e sempre partecipativo, anche in questo caso ovviamente è necessaria la partecipazione dei cittadini. Deve avvalersi di dati espliciti sia qualitativi sia quantitativi. Faccio degli esempi. Qualitativi: deve dirmi qual è lo stato di salute dei cittadini, per esempio in indicazioni di quali sono o le patologie prevalenti fino a quel momento o i rischi di andare incontro a patologie, ma con numeri precisi basati anche su una seria conoscenza di natura epidemiologica.
E questo ovviamente è fondamentale, perché io non posso rendermi conto se una nuova opera avrà un impatto se non ho una conoscenza di base, se non ho dei registri, per esempio dei buoni registri di tumori, per fare un esempio, ma questo per tutte le patologie, che vi permette di valutare lo stato di salute di quella popolazione e come potrebbe agire una nuova opera su quello stato di salute. E non vale il principio che spesso ho visto scritto in alcuni studi, che se una zona è già inquinata un po' di inquinamento in più non ha effetto. È esattamente il contrario, cioè se una zona è già inquinata non posso, a maggior ragione non posso peggiorare la situazione e aggravare la loro situazione sanitaria. Invece spesso si dice: ma di cosa vi preoccupate, tanto c'è l'autostrada, come se non ci fosse l'effetto somma dell'autostrada più l'inceneritore più la fabbrica vicina. Ecco, questa visione è una visione che non può trovare spazio nella VIS, ma che qualche volta ha trovato spazio nei ragionamenti, per cui si dice tanto non incide più, oltre a quello che è già la situazione preesistente. Deve sottolineare ovviamente l'adesione a determinati valori ed essere aperte alle critiche a tutto, ma questo fa parte. Le fasi sono anche qui un po' come la valutazione di impatto ambientale, screening, cioè devo individuare la situazione, devo fare uno scoping, cioè decidere qual è la procedura e concordare con quale procedura, con quali obiettivi faccio la valutazione di impatto sanitario, devo identificare e considerare i fattori che incidono sulla salute e sull'equità sociale e quindi arrivare a raccomandare modifiche all'oggetto, al progetto, diciamo, in funzione delle risultanze che sono state ottenute grazie alla valutazione di impatto sanitario, compreso quello di dire quest'opera qui non si può fare, compreso quello di dire ci sono sistemi più validi per ottenere lo stesso risultato. Ecco, fondamentale, lo dicevo prima, è che per fare una valutazione di impatto sanitario si conoscano dati epidemiologici su base locale. Non posso usare, come qualche volta si vede, dati generici italiani o dati generici del Veneto parlando di una specifica località. Io devo avere la condizione e la situazione di quel territorio. E per fare questo, io ho partecipato ad alcune valutazioni di impatto sanitario in Toscana, per esempio noi abbiamo chiesto i dati di qual è la qualità dell'acqua dell'acquedotto, oltre alla qualità dell'aria, qual è l'alimentazione media normale dei cittadini di quel territorio, quali sono le situazioni di malattie più diffuse nei bambini, cioè tutta una serie di dati di base che pur non essendo necessariamente immediatamente correlabili all'impatto dell'opera, servono a conoscere qual è lo stato di salute della popolazione. Su questa io devo agire, non su una generica popolazione media italiana. Ecco, detto questo, quali sono gli elementi che dovremmo considerare nella valutazione di impatto ambientale e sanitario di opere tipo inceneritori? Allora, a mio avviso, una delle prime cose che dovremmo fare è renderci conto che molte opere che vengono proposte non sono necessarie. Io ho insistito molto sia per la valutazione di impatto ambientale che per la VIS che il primo obiettivo è valutare l'opzione 0. L'opzione 0 è quest'opera non serve, perché solo se dimostro che l'opera serve posso andare avanti. Non può essere sufficiente affermare c'è un imprenditore che legittimamente chiede di realizzare l'opera, quell'opera legalmente è fattibile, quindi noi non possiamo impedirgli di farla. Non è così. La nostra Costituzione, forse tutte quante le clausole previste, tutte le norme previste, diciamo, dalla nostra Costituzione prima dell'articolo 42. E prima dell'articolo 42 c'è per esempio il 33, c'è per esempio il 9, per non parlare dei primi dei diritti fondamentali, cioè la logica, la ratio, come si dice, della nostra Costituzione è che qualunque opera, se viene realizzata, è sì libera, purché rispetti quanto gli articoli della Costituzione precedente hanno chiaramente indicato. E tra questi, nel caso nostro,
Ci sono l'articolo 33 che riguarda la salute e l'articolo 9 che riguarda l'ambiente, perché così la Corte Costituzionale ha interpretato la difesa del paesaggio in una moderna concezione. Quindi se noi vediamo in quest'ottica dobbiamo capire che l'opzione 0 è obbligatoria, non vale quanto sento continuamente affermare anche da responsabili politici che quell'imprenditore propone l'opera non è vietata, basta che lui rispetti i limiti di legge e noi dobbiamo autorizzarlo. No, questo è un altro gravissimo errore. I limiti di legge non garantiscono né rispetto all'impatto ambientale né rispetto ai rischi per la salute. I limiti di legge sono una condizione sine qua non per poter andare avanti in una valutazione, ma la valutazione si fa dando per scontato che i limiti e le norme siano rispettate e alla luce del rispetto dei limiti delle norme vedere se quell'opera ha un impatto negativo, altrimenti sarebbe del tutto inutile qualunque procedura di questo genere.